Oggi è un momento importante per la UIL di Agrigento perché si terrà il congresso di tutte le associazioni, di tutti i sindacati, di tutte le vostre varie articolazioni, per cui si darà la linea guida del sindacato. Ecco, quali sono gli obiettivi che lei come segretario provinciale intende intraprendere insieme a tutti i suoi collaboratori nella gestione futura? Allora, oggi sarà la sintesi di tutti i congressi che abbiamo fatto dal mese di marzo ad oggi, e sono stati ben 14, quindi i congressi di categoria dove abbiamo trattato i vari argomenti che ci sottoponevano i nostri iscritti. Oggi faremo una sintesi di quei problemi e rilanceremo la nostra attività per i prossimi 4 anni. Sicuri che noi attenzioneremo tanto i problemi di questa provincia, dei lavoratori, dei pensionati, dei disoccupati, delle persone della provincia di Agrigento. Lo faremo nel modo come abbiamo sempre fatto, attenzionando quelle che sono le esigenze, le emergenze, in condivisione possibilmente anche con l'attività del cartello sociale, questo sempre a tutela di questo territorio. Ecco, oggi anche la presenza di qualificati esponenti sia regionali che nazionali, questo segno di una fiducia nella sua segreteria e di un viatico ottimo per lei. Sì, abbiamo di nuovo la presenza di Carmelo Barbagallo, oggi da segretario generale dei pensionati. Ha voluto partecipare ai lavori di questa mattina proprio per farsi carico delle problematiche, in questo caso dei pensionati, ma ci aiuterà anche a relazionarci con la Confederazione. Abbiamo pure la segretaria nazionale Tiziana Bocchi per quanto riguarda l'attività confederale della nostra organizzazione, e c'è Luisella Lionti che è il segretario generale della UIL Sicilia. Tutti assieme cercheremo di rappresentare meglio le istanze che i lavoratori ci consegnano. Oggi ad Agrigento per questa importante assemblea della UIL, una UIL che anche nel nostro territorio cresce giorno dopo giorno. La UIL è destinata a crescere, non siamo secondi a nessuno. Oggi abbiamo il problema di superare la crisi pandemica, di superare la crisi della guerra che si sta facendo in Ucraina. Altrimenti con l'inflazione si eroderà il potere d'acquisto ancora già eroso dei pensionati e dei lavoratori dipendenti. Bisogna ridare potere d'acquisto attraverso una serie di sostegni ai nostri pensionati che sono il vero ammortizzatore sociale del Paese. Se pensiamo che ogni 2 famiglie, almeno in una, un pensionato o una pensionata danno una mano o fisicamente per i figli e per i nipoti, o economicamente per superare le difficoltà che hanno i lavoratori a scarso reddito. E allora il governo ha cominciato a ridare qualche fase di ossigeno, bisogna far diventare strutturale i 200 euro che sono stati dati, bisogna fare in modo che ci sia una ripresa economica abbassando le tasse sui pensionati e sui lavoratori, visto che paghiamo le più alte tasse d'Europa e abbiamo gli stipendi e le pensioni più basse d'Europa. La UIL di Agrigento è una UIL molto forte, come ha detto lei, sul territorio agrigentino, ma la UIL in generale nella regione Sicilia, insomma è un'organizzazione molto presente con una storia molto consolidata. Oggi il congresso di Agrigento, dentro un programma di congressi che si sta svolgendo in tutta Italia, noi vogliamo mettere al centro della nostra riflessione dopo un 2019 che si era chiuso con molte incertezze e è arrivata la pandemia, 2 anni di grandi sofferenze e anche di cercare di capire come riprendere in mano una situazione molto difficile dal punto di vista sanitario, ma dal punto di vista produttivo, e purtroppo poi anche la guerra. Quindi il nostro obiettivo, come dice il nostro slogan, ma che non vuole essere uno slogan fine a se stesso, noi vorremmo riprendere la strada di dare più diritti di nuovo alle persone e meno disuguaglianza. Noi vogliamo rimettere al centro della nostra attenzione, del nostro lavoro quotidiano, la persona con i suoi diritti, con i suoi bisogni, con le tutele necessarie. Questo in questi anni non è avvenuto. Questa globalizzazione, che adesso chiamano iperglobalizzazione, di cui si stanno vedendo anche gli effetti assolutamente negativi, ha portato la svalorizzazione del lavoro, ha
portato alla parcellizzazione delle filiere produttive e in questo momento quindi ci troviamo in grandi difficoltà. Noi dobbiamo lavorare affinché attraverso anche il PNRR le risorse siano risorse ben utilizzate per creare nuovo sviluppo. Noi abbiamo bisogno di sviluppo buono, di lavoro che si consolida e di lavoro che nasce nuovo e buono, perché dobbiamo dar lavoro a tante ragazze e a tanti ragazzi che studiano, che si meritano di poter vivere nel nostro Paese e di poter trovare nel nostro Paese il lavoro per il quale hanno lavorato, si sono preparati, e bisogna anche dare gli strumenti alle lavoratrici e ai lavoratori, qualora dovessero stare in un'azienda in crisi, di poter, attraverso la riqualificazione, la formazione professionale, di poter essere immediatamente reimmessi nel ciclo produttivo. La situazione, siamo quasi alla conclusione della stagione congressuale, la situazione è ottima, cresciamo, l'abbiamo visto in piena pandemia, tutti pensavano che il sindacato non servisse e siamo stati l'unico riferimento per tutti i cittadini siciliani, ad Agrigento così come a Palermo, a Messina, in tutte le città. Quando ci chiedono, spesso mi chiedono: ma voi che fate, dove siete stati? Noi siamo stati in mezzo alla gente, dietro i cancelli, insieme a tantissimi lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, siamo stati l'unico riferimento che ha dato risposte certe e spesso e volentieri ci siamo ritrovati a doverci documentare in un tempo talmente stretto per poter dare poi sostegno reale a tante famiglie che entravano dentro i nostri uffici. La mancanza del lavoro oggi è primario, per via molte aziende purtroppo sono costrette a chiedere tanti lavoratori, ma i lavoratori si rinunciano perché preferiscono rifugiarsi nel reddito di cittadinanza, poi qualche lavoretto in meno e la cosa è fatta. La vostra posizione qual è? Il reddito di cittadinanza sicuramente è ed è stato un ottimo ammortizzatore sociale, soprattutto in piena pandemia, ma non può essere lo strumento da utilizzare non si tratta di politiche attive sul lavoro. Il giovane deve lavorare, deve essere messo in condizioni di crescere anche dal punto di vista professionale. Il reddito di cittadinanza non può essere la soluzione non si può sostituire all'occupazione e al lavoro.